Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. A Giulio Cainarca e soprattutto a Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe già essere in collegamento con noi per un'altra puntata di Scuola di Magia che prosegue imperterrita qualunque sarà il futuro della radio. A breve ne dovremo sapere qualcosa e quindi la Scuola di Magia prosegue senza tener conto di tutti i dettagli, diciamo così, marginali. La sostanza è quella che conta. Buongiorno Claudio, grazie per essere qui naturalmente. Ma buongiorno. E allora, di che cosa vogliamo parlare oggi? Di che cosa ci parli tra le tante possibili spunti magici che ci circondano? Oggi mi piacerebbe iniziare con la magia del Marchese del Grillo, che è quella che tutti conoscono, è quella che inizia con la formula magica che dice io so io e voi ovviamente non siete nulla. No. Ma io so io e voi non siete un cazzo. Ecco, più o meno, insomma, nulla, diciamo nulla, perché siamo in fascia protetta. Particolarmente attenta, vedo la regia attenta, e deriva da una sconcertante intervista che oggi possiamo leggere su Credo Repubblica, la Stampa, non so, Telemaco Mastrobuoni, dov'è che scrive Credo Repubblica, no? La Stampa dall'ultimo. Alla Stampa, sulla Stampa, a Lars Feld, il più diciamo il più famoso, il più ascoltato consigliere economico del ministro delle finanze tedesco, che in buona sostanza inizia dicendo no, ma voi diciamo ratificate il MES, non abbiate paura di doverci dare i soldi nel caso ci sia una nostra banca che ha dei problemi, perché tanto se una nostra banca dovesse avere dei problemi noi non seguiremmo le regole europee e ce la salveremmo fregandocene del bail-in. Voi capite che, come dire, anche solo immaginarle le cose, no? È diverso che vederle scritte. Comunque mi correggo, essendo giornali fratelli per parte di padre, Agnelli e Elkan, è su Repubblica oggi l'intervista di Tonia Mastrobuoni a Feld di cui parlavi, giusto per essere precisi. Ecco, vabbè. È una pagina economica di Repubblica. È la stessa cosa. Sono i due, diciamo, le due fette di pane del tramezzino, ecco, non è che è tanto importante se sia una o l'altra, però va bene, per precisione lì. Comunque, fatto sta che, insomma, magari se ce l'hai davanti, prendi le parole esatte di Felt che suonano bene. Sul patto di stabilità, l'introduzione della vicenda è appunto Lars Feld, che è il consigliere principe del ministro delle finanze tedesco Lindner, spiega le ragioni della contrarietà della Germania alla proposta della Commissione. Se dovesse saltare una banca tedesca è probabile che Berlino ignorerà il divieto di salvarla. Può permetterselo, altri no. Quanto al pericolo che la Germania entri in recessione o diventi il malato d'Europa, qualche ragione per preoccuparsi c'è. La Francia non accetta il patto di stabilità da tempo, preferirebbe sbarazzarsi delle regole fiscali, si capisce chiaramente dalla pianificazione fiscale per i prossimi anni, con un aumento massiccio della spesa per la difesa. Questa è l'introduzione dell'intervista e la leggo dall'inizio. La pubblicazione della lettera degli 11 ministri delle finanze dimostra che la Germania non è sola, eccetera, eccetera. Berlino
ha una fiducia scarsa nella Commissione europea. Negli ultimi anni i vincoli sono stati interpretati in modo inadeguato dalla Commissione. Tutto questo non ha rafforzato la fiducia nella Commissione europea. C'è un'importante differenza, tra l'altro, nelle politiche fiscali di Italia e Francia. L'Italia ha realizzato continuamente avanzi primari, la volontà di raddrizzare i conti quindi c'è stata. In Francia invece è sparita dagli anni '80, niente meno. Cioè, l'altro È giorno è tutto inaccettabile bellissimo. nell'unione monetaria, Allora, no? bene, allora cosa ci sta dicendo con Che noi questa... abbiamo fatto una quantità di sacrifici bestiali e inutili. In Francia se ne sono fottuti e stanno meglio, e in Germania pure. Ma, No. ma- allora, no, non so, ma fino a ieri ero io quello, cos'è, l'euroscettico, l'anti-europeista e cose di questo tipo, quello che vi diceva che l'Italia, che la Francia e la Germania se ne fregano delle regole e chi se ne frega. No, allora te lo dicono loro. No, tra l'altro c'è un Una giudizio volta molto c'era... positivo su Giorgia Meloni, che finora in termini di politica economica e finanziaria ha fatto molto bene. Il taglio del bonus del 110 ottimo, in ambito sociale sta aggiustando i conti, va benissimo. Proseguo, così concludo e poi ti lascio lo spazio per tutti i commenti, perché in Sudo. effetti è molto interessante, no? Ciò che ci viene detto così, papale, però è talmente papale che non sembra che interessi a nessuno. La Germania può stare serena sul MES, sul Fondo Salva Stati. Dal punto di vista dei rischi che corriamo, la ratifica del nuovo trattato non è indispensabile, ma il MES serve a completare l'unione bancaria, è un passo essenziale per l'Unione Europea per eventuali crisi bancarie. Se capisco bene, l'Italia è preoccupata che il MES possa creare una maggior pressione sui mercati, ma la riforma del MES conviene all'Italia, che dovrebbe approvarla, dice Lars Feld, consigliere del ministro delle finanze tedesco Lindner. E se Deutsche Bank dovesse vacillare di nuovo, nel caso si vedrà, dice Feld. Non sono preoccupato per Deutsche Bank, però il caso di Credit Suisse in Svizzera mostra anche che se una crisi colpisce una banca sistemica, i politici buttano a mare ogni regola, anche il bail-in, regola voluta dalla Germania. Risposta: la politica è quel che è. Quando si è discusso dell'unione bancaria, doveva essere chiaro a tutti che queste regole non avrebbero funzionato in caso di crisi sistemica. Lei vede il rischio di una recessione in Germania, ma lato d'Europa sì, un rischio di recessione c'è. Però è interessante, quando si è discusso dell'unione bancaria, doveva essere chiaro a tutti che queste regole non avrebbero funzionato in caso di crisi sistemica. E se dovesse saltare una banca tedesca, Berlino ignorerà qualsiasi divieto di salvarla. Può permetterselo, altri no. Può permettersi anche Berlino di dare 10 miliardi pubblici su 30 miliardi di investimento della Intel, no? Firma ieri da parte del cancelliere Scholz. Cioè si può fare quello che si vuole in Europa, basta volerlo fare e farlo. O sbaglio? Ma io... Ma non è che, capire, non è che io sono stupito di sentire queste cose, no? Perché bene o male voi le sentite da 10 anni, dalle mie parole. Ma è vederle così. Ma tutti quei fenomeni che sono annidati in Parlamento, e l'Europa, e l'Unione Europea, e le regole, e la medicina amara, e così di questo tipo, me lo leggono. Perché capite, finché le dico io, e va bene, cioè, io gli mettevo dei fatti, ma pazienza, sono un partigiano, sono una parte in causa della politica, tiro l'acqua al mio mulino, un sovranista, non so, metteteci tutto quello che volete, metteteci tutto l'apparato di distruzione dell'immagine che ci si mette da parte di chi controlla tutti i media da sempre verso chi è pericoloso politicamente, no? Cioè, questo uno lo mette in conto, insomma, se sei pericoloso politicamente per loro, sei un matto, sei uno che dice delle cose che non esistono, un estremista e così via. Poi salvo che per caso per qualche ribaltone o cose di questo tipo non diventi utile alla causa, no? Allora c'è uno statista, un fenomeno, cose di questo tipo, insomma l'abbiamo già visto in tempi
medi, dato che insomma abbiamo appena passato settimana a parlare di Berlusconi. Abbiamo visto come era funzionata con Fini, no? Cioè Fini, il fascista, l'inguardabile, così questo tipo, poi a un certo punto quando aveva prospettato di mettersi contro Berlusconi era diventato lo statista, la parte presentabile della destra, gratuitamente, no? E cose di questo tipo. Benissimo, va bene, lo sappiamo che funziona così. Ma in questo caso dovrebbe andare in cortocircuito, cioè non è più Borghi, ma te lo dicono loro che fino a ieri hanno sempre mantenuto un'ipocrita posizione di intransigenza, no? Perché le regole servono così così, e poi dopo le violavano in silenzio. Ma è sempre stato così. Ma vi ricordate la regola del 3%? Scrivono la regola del 3% e il secondo dopo chi sono i due che violano la regola del 3% esattamente il secondo dopo che sono stati fissati i cambi della nuova moneta? La Francia e la Germania. E quindi mentre gli altri sono lì a fare austerità, a fare cose autodistruttive, ecco, che invece loro fanno il cazzo che vogliono, con il risultato di prendersi poi dei vantaggi assolutamente incolmabili da parte degli altri paesi. Ma non so, cos'altro serve per capire che il gioco è truccato? Cioè, qui insomma nella scuola di magia abbiamo visto tante volte, no? Tutta una serie di trucchi che andavano dai trucchi delle carte al baro alla donna segata in due, no? O similari. E qui il passaggio successivo è la fede, no? Cioè qui abbiamo il prestigiatore, no? Che ti fa vedere aprendo la scatola che la donna segata in due in realtà sono due donne, una che si inginocchia e l'altra che sta nell'altro pezzo della scatola e così via, ma ancora tu credi che segano la donna in due? Davvero? E dice no. Cioè, a questo punto capite che diventa una patologia da parte nostra, no? Perché si può tranquillamente essere creduli, oppure si può, diciamo così, sapere perfettamente, anche perché ormai quando te lo dicono non hai più scuse, e allora significa che i tuoi interessi sono altri, e i tuoi interessi sono altri e li sappiamo anche quali. Cioè, da quante volte abbiamo discusso su questa situazione tale per cui il Partito Democratico in particolar modo ha abdicato alla sua funzione di partito italiano per diventare il partito del vincolo esterno, per diventare il partito che tifava per delle regole pure che ci danneggiassero, ma non importa, no? Imposte dall'esterno, in modo tale da togliersi il problema del governare, perché diventa tutto facilissimo, no? Cioè ce lo chiede l'Europa, a quel punto io non devo fare niente, è bellissimo, mi pagano alla stessa maniera, in più devo fare semplicemente quello che mi dice un altro, e poi perché così facendo, grazie a ce lo chiede l'Europa, posso perseguire delle politiche di smantellamento di quei ceti sociali che mi sono in odio, vale a dire gli autonomi, i negozianti, i commercianti, gli artigiani. Qui Salvini sarebbe molto più bravo di me a fare l'elenco, no? Sappiamo che ha una sua capacità dialettica che gli invidio moltissimo, però diciamo tutta questa specie di questo elenco di ceti che loro odiano, per sostituirli con bellissime multinazionali, per sostituirle con ditte francesi ed essere premiati con la Legion d'Onore, per regalare il mare, no? Cioè a casa mia sono traditori, poi ognuno può utilizzare o pensare la definizione che conta, ma capite che se un italiano si mette al servizio di chi in modo palese sta facendo un gioco truccato per andare ai tuoi danni, beh, insomma,
io veramente non so che dire. E in ogni caso teniamo presente che in questo bel contesto si sta effettivamente discutendo di quello che sarà il set di regole che segnerà il nostro destino se vogliamo continuare a seguirle. Ecco, Claudio, mi verrebbe da chiederti a chiederti questo punto, ma c'è già anche un ascoltatore in linea, per cui se sei d'accordo passiamo alla telefonata allo 02 92 94 7222. Ci sono anche i messaggi via WhatsApp al 346 64 27 756. Mi verrebbe da chiederti, peraltro prendendo spunto anche dalle parole del consigliere del ministro delle finanze tedesco che abbiamo letto prima, no? Lars Feld su Repubblica, se veramente il governo attuale, Giorgia Meloni, sia così affidabile al punto tale da essere lodata dallo stesso consigliere del ministro delle finanze tedesco come una che garantisce una perfetta continuità. Quindi il Marchese del Grillo continua a vivere tranquillo e sicuro anche sotto questo governo? Mi viene da chiederti, papale. Intanto però c'è anche una telefonata in attesa, per cui per evitare attese lunghe al telefono sentiamo anche l'ascoltatore o ascoltatrice. Pronto? Buongiorno, Luigi da Firenze. Buongiorno signor Borghi. Le chiedevo, lei giustamente praticamente mette sul piatto veramente il fatto, le premetto che sono praticamente del Movimento 5 Stelle, però per cognizione di causa parlo perché davanti a una persona molto coerente, poi toscano dove abito io, quindi bisogna essere precisi, eccetera. La domanda che le facevo è questa, e poi avrei una cortese risposta da lei. Voi adesso praticamente siete al governo, quindi potete contrastare la politica europea, quindi non c'è bisogno di lamentarsi ma andare all'atto pratico. Quindi le chiedo, perché tutto quello che sta dicendo in questo momento, dato che il PD si è praticamente abbassata praticamente i famosi calzoni, lei praticamente proprio a tambur battente non va nel suo partito e dice: signore, a me l'Europa non mi piace, ci saranno le elezioni europee, però le ricordo che voi state attuando la politica degli europeisti, perché in campagna elettorale, signor Borghi, dal suo partito e da Fratelli d'Italia, mi ricordo bene che dicevano: l'Europa ha smesso, è finita, controlla. Ecco, io sto vedendo un percorso tranquillo, beato alla draghiana, come dicono tutti. Ecco, una incoerenza in questo modo c'è, perché da parte sua c'è il buon senso di dire questa, ma non glielo fanno fare, oppure lei è una voce critica che la tappano, anche perché quello che ho sentito non la sento in televisione come sentivo prima, perché la stanno anche escludendo, perché tutta la corruzione di regime. Grazie al nostro amico da Firenze dei 5 Stelle, ti giro subito la parola, allora ti do subito la parola, Claudio. Ma allora mi sembra quantomeno ingeneroso, perché vorrei ricordare a quel gentile collega che è all'ascolto che il MES non l'abbiamo ratificato. Cioè il MES che i 5 Stelle, perché forse è il caso di ricordare bene le cose come sono, pur di tenersi la sedia per qualche mese, sono andati per tramite di Conte, insieme con il PD di Gualtieri, a firmare a Bruxelles, il motivo per cui noi adesso siamo in questa situazione oggettivamente antipatica di essere di doverci trincerare dietro la non ratifica parlamentare, ma non si ratifica una cosa perché è stata firmata prima. Bene, il Movimento 5 Stelle in mezzo a milioni di cialtronate, perché mettiamo le cose in ordine giusto, insieme con il Partito Democratico e non certo dalla Lega, che non l'ha mai votato, in Parlamento, quando hanno avuto il 40%, non il 9% che adesso ha la Lega, il 40%, perché è facile fare le cose così via, o dire perché non si fa, perché non si dice quando devi mediare diversi interessi, e hai il 9%. Bene, loro avevano il 40% e, come descritto ampiamente in tante situazioni, credo che anche qui in radio sia stato dato o ridata il mio intervento alla Camera, quello diciamo quando alla fine di una complessa battaglia poi Conte andò e firmò il MES nel novembre
2020. Signori, sono stati loro a firmarlo e noi non lo stiamo ratificando, nonostante delle pressioni da tutto il mondo. Perché io penso che chiunque non sia cieco abbia visto che tipo di pressioni ci sono. Per un centesimo di queste pressioni tutti i governi precedenti avevano già fatto qualsiasi cosa venisse chiesto. Invece noi non lo stiamo ratificando, il MES in questo momento è l'unica cosa che interessa agli altri. Non mi pare che ci sono altre cose tali per cui noi stiamo andando incontro all'Unione Europea. Se qualcuno mi segue o se qualcuno segue il lavoro che sto facendo, vede in Commissione Affari Unione Europea, dove io sono dentro come seconda mia commissione, no? Rispetto a quella principale che è la bilancio, no? come sempre. Stiamo rimandando indietro tutto, a partire da chi ci ha seguito cose schifose come il certificato europeo di filiazione, diciamo quello che sdoganava e che in pratica approvava l'utero in affitto, la compravendita di bambini, perché a quel punto il paese in Europa che avesse deciso di rendere legale questa pratica assurda doveva essere riconosciuto da tutti gli altri. Quindi io, caro amico, mi sembra che qualcosa si stia facendo. Poi certo abbiamo dentro in coalizione anche delle forze, una forza molto europeista come Forza Italia, che in questo momento, ahimè, anche a causa purtroppo della dipartita di Berlusconi, che ogni tanto era europeista, ma soprattutto però le cose più o meno le sapeva, e il più alto in grado è Tajani, che è stato presidente del Parlamento europeo, ha fatto tutta la sua carriera lì, e quindi è evidente che possa vedere con favore o quantomeno con meno con una vista meno imparziale di quella che magari posso avere io la situazione dell'Unione Europea. Però al di là appunto delle mediazioni che devono essere fatte con un partito che ha la maggioranza relativa, che è Fratelli d'Italia, e la cui leader appunto vuole attuare una politica prudente, perché appena, e secondo me non sbaglia del tutto, cioè ci sono delle cose dove io ovviamente che ho un animo più rivoluzionario farei diversamente, però c'è lei, non ci sono io, e il fatto di valutare di doverla prendere tranquilla su determinate posizioni invece di iniziare facendo la guerra al mondo è abbastanza comprensibile, anche perché fare la guerra al mondo, se non sei preparato, come ho detto tante volte, magari non è il caso. E ricordo che uno può fare quello che vuole da Presidente del Consiglio, o meglio può sognare di fare quello che vuole da Presidente del Consiglio, però poi c'è un Presidente della Repubblica che si chiama Mattarella. C'è una Presidente della Corte Costituzionale che è diventata famosa, o quantomeno o si è rivelata, per chi non l'avesse ancora capito, io insomma lo dico dal 2014, si è rivelata proprio questa settimana, ricordando che il diritto europeo prevale sul diritto italiano. Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, indicata dal Movimento 5 Stelle, così, sempre per ricordare agli amici del Movimento 5 Stelle che per caso, se ancora ce n'è qualcuno che non ha capito da che parte vengono o che disastro hanno fatto nella scorsa legislatura i loro rappresentanti. Oltretutto questo risulta anche ancora la legislatura precedente, perché l'hanno votata nel 2014 la Sciarra, sapendo perfettamente che si trattava di un eurista 24 carati e di una che presuppone la sottomissione del nostro diritto rispetto a quello europeo. E capite che purtroppo per essere Presidente della Corte Costituzionale non è che sia esattamente un gran viatico, mi verrebbe da dire. Per cui, cioè, per carità, si può tranquillamente fare meglio, si può tranquillamente fare di più, si può
si può alzare di più la voce di quello che già si fa o similare. Il problema è vedere quando serve. Quelle cose che al momento sono e sarebbero molto pericolose e che altri governi si sarebbero affrettati a sottoscrivere, in questo momento noi non lo stiamo facendo. Allora Claudio, abbiamo il solito piccolo stacco delle 10, poi ci sono alcuni messaggi via WhatsApp al 346 64 27 796 e poi chi vuole può intervenire allo 02 92 94 7222. Tra poco di nuovo con Claudio Borghi Aquilini. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Giulio Cainarca e a Claudio Borghi. Rieccoci qua, allora ti giro subito i messaggi che sono arrivati via WhatsApp. Simone dal Friuli dice: ma perché nel cielo chiede l'Europa non si pensa mai che l'Europa siamo noi? Il nostro amico Gianni da Genova domanda: ma Fratelli d'Italia non si è avvicinata pericolosamente al famoso vincolo esterno europeo e a quello interno quirinalizio? Quanto è il debito pubblico tedesco, quello francese e il debito pubblico della nazione italiota? Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, chiede un altro ascoltatore. E ancora una domanda: non è che Giorgia Meloni ci ha fregati tutti? No MES, blocco navale, riduzione fiscale, accise, e ora per mantenersi al potere più draghiana di Draghi. Gino da Ostia pone questo quesito, infine, poi ti lascio la parola subito, insomma, sono un bel po' di questioni. Comunque l'Europa è un coacervo di paesi uniti nel nulla. Mi spieghi, onorevole, da quando un presidente, due anzi, Mattarella e Macron, concludono un trattato e fanno politica che impegna i governi e le nazioni a rispettarlo? Attendo una risposta. Infine Carlo, da Marcheno Brescia: la Meloni secondo me non ce la fa, la vedo già stanca, già gobba dopo soli pochi mesi. Ti lascio subito la parola, Claudio. Tra l'altro aggiungo una piccola cosa che oggi ha attratto molto interesse, anche la vicenda di un Di Pietro, che non è il famoso Antonio di Mani Pulite, ma il papà del soggetto indagato per aver messo sotto, poi si vedrà come, quanto, perché, con tutte le garanzie del caso, perché stanno emergendo altre storie, il bambino di 5 anni a Roma, no? Il papà si chiama Di Pietro Paolo, ed è un dipendente del Quirinale, che era stato condannato per aver sottratto dalle casse della Presidenza della Repubblica oltre 4 milioni e mezzo nell'indagine che coinvolse anche l'allora segretario generale Gifuni, no? E è stato condannato dalla Corte dei Conti, è stato però riabilitato, tra virgolette, da una sentenza della Corte Costituzionale scritta da Marta Cartabia, che poi diventerà Ministro di Giustizia, perché stabilì che la giurisdizione non spettava alla Corte dei Conti ma al Tribunale Civile. Cioè, in soldoni, il papà dello YouTuber, così viene definito il ragazzotto alla guida, se l'è cavata alla grande, e il giudice che lo aveva condannato, il giudice della Corte dei Conti, se n'è andato facendo una denuncia alla Procura di Roma su questa vicenda per un verdetto che ha definito incomprensibile, perché è stata la stessa Presidenza della Repubblica, mi ricollego qui alla questione del Quirinale, è stata la stessa Presidenza della Repubblica a sollevare un conflitto di attribuzioni dopo la condanna di questo dipendente, a quanto pare disinvolto col soldo pubblico. La Presidenza della Repubblica si è opposta, Marta Cartabia ha dato ragione e tutto è finito in gloria, cioè tutti innocenti, 4 milioni e mezzo sono spariti e amen, mettiamola così. Ha suscitato molto interesse questa storia quirinalizia. Chiudo perché ho già rubato troppo tempo. Claudio, a te la parola. Ma allora, posto che scinderei le due vicende, cioè se sei il padre di uno che fa una cazzata, non è colpa tua, è ovvio. Però questo qui era la guida della Ferrari, senza cintura, insomma, un bel soggetto anche lui, mettiamola così, dai. Facciamo i giustizialisti per una volta. Ma sì, facciamo per una volta, li facciamo, d'accordo, però ecco, ci ho premesso che spero veramente che ognuno sia responsabile di quello che fa. Io
già faccio fatica a essere responsabile di quello che faccio io, e non mi piacerebbe essere messo in croce per quello che fa mio padre, Ci poverino. mancherebbe. Io non credo non abbia mai fatto cioè, la cosa più irregolare che possa aver fatto, secondo me, è tagliare il pesce con il coltello, e mio figlio, che anche lui è uno oggettivamente molto ligio al dovere, già che sei giovane. L'hai tirato su male, però, diciamolo pure, dai. ma io non figurati, è proprio indole. E comunque, se ti dico che non mi stupisce, cioè io posso dire, ovviamente non conoscendo i fatti, no? Non avendo studiato, non avendo guardato cose di questo tipo, non posso dire nulla, no, su questa vicenda. Dico semplicemente che se fosse così non mi stupirebbe, perché basta stare per poco tempo a Roma per capire che c'è non so come vogliamo chiamarlo, un giro di amicizie, che il Quirinale, diciamo che da cittadino normale, che però ha un po' letto di vari articoli in questi 25 anni e passa, la mia opinione è che quello lì è extraterritoriale. Il Quirinale è un altro è come il Vaticano, cioè non ci puoi mettere giurisdizione né niente, accade quello che deve accadere, e se qualcuno lo pescano con le mani nella marmellata la fa franca. Comunque, poi magari chi ti dà una mano diventa ministro, non è sbagliato come discorso. Ma quello assolutamente. So ragazzi, so amici, cose di questo tipo, ma veniamogli incontro, no? Cioè, tipo a Gino, ho visto che tu domani devi fare sentenza con quello lì, però dai, è un bravo ragazzo, quello lì, mi dispiacerebbe che per una cazzata, così di questo tipo. No, ma stai tranquillo, ma che ci penso io? Ma qua, ma sì, ma non devi neanche dirlo. Cioè, vi sembra così improbabile con un discorso del genere, per chi appena è stato o gira per uno qualsiasi dei momenti di incontro che ci sono a Roma per che ne so, la ricorrenza del che ne so, 20 anni del francobollo della Costituzione, e così via. Tutti lì, ma dove te andavi? Ma io l'altro giorno, Gino come sta? E Filippo, è tanto che non lo vedo. Così sono, uno è il presidente della Corte dei Conti, l'altro è il magistrato, l'altro è il coso, l'altro è il capo di gabinetto, l'altro è il capo del legislativo, no? E similari, dove fra tutte queste persone ovviamente ci sono anche lì correnti, amicizie, non amicizie, ma mi verrebbe da dire che mentre tu quando vai per esempio qua a Milano e sei indagato, sei accusato di qualcosa, specialmente se sei leghista, probabilmente dall'altra parte c'è un procuratore che dice un leghista, aspetta un po', vediamo un po' come facciamo a vedere di stagliarlo un pochettino, no? o similare, oppure ci pensiamo ai tot processi di Berlusconi. E là c'è un gruppo d'amici. Vogliamo trovare una maniera per scusare questa situazione? Io non lo so. Voi che in questo momento state ascoltando la radio, avete anche voi il vostro gruppo d'amici. Se il vostro compagno di calcetto, se il vostro compagno di vacanze, cose di questo tipo, venisse accusato e dipendesse da voi giudicarlo, se non riuscireste anche voi a trovare qualche inghippo, qualche cavillo, cose di questo tipo, per vedere di non fargli il culo. Magari sì, però per voi è del tutto così randomico, perché è proprio il classico così, roba per parlare, perché ovviamente voi vi svegliate la mattina e andate a guidare il taxi piuttosto che a aprire la saracinesca del negozio e similari, i vostri
amici sono quelli del liceo, similari. Ecco, lì invece c'è tutto un gruppone di persone, che è quello annidato al palazzo, no? e similari, dove sono tutti amici e uno è giudice, l'altro è capo di gabinetto, l'altro è quello che gestisce, come il caso del padre di Pietro, la tenuta di Castel Porziano del Quirinale, e così via, insomma, funziona così, basta saperlo. Ecco, tra l'altro, a proposito di Quirinale, poi ti lascio la parola anche su Giorgia Meloni, tutte le domande che ti ho citato prima. Circa sì, certo. 100 milioni di uomini, donne e bambini, ha detto Sergio Mattarella questa mattina in un messaggio in occasione della giornata mondiale del rifugiato. 100 milioni di persone in tutti i continenti sono costretti a lasciare le proprie case per trovare protezione contro persecuzioni, abusi e violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma. E da sempre l'Italia è in prima linea nell'adempiere all'alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza, secondo quanto previsto dalla Costituzione, per coloro ai quali venga impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche, cioè per gli aspiranti rifugiati o aspiranti profughi. Naturalmente Mattarella non usa questa definizione e auspica che poi vengano risolte le cause di lungo periodo strutturali che portano alle migrazioni. Però in sintesi il messaggio è, come sintetizza l'ANSA, l'Italia da sempre in prima linea nell'accoglienza. Quindi, cari amici di destra, di centrodestra, non azzardatevi a deviare troppo da quella linea lì, giusto? Ma questo lo dico anche, serve per ripetere il concetto agli amici che dicono perché non fai qualcosa, no? Tu fai qualcosa nell'ambito delle possibilità che hai di farle, però il lievissimo problema è che il Presidente della Repubblica è Mattarella, e uno dice perché ti lamenti del fatto che poi l'avete pure votato voi? Allora, senza dubbio, questo è un punto molto, molto doloroso per quello che riguarda la scorsa legislatura, però non si deve dimenticare che in realtà tu avevi, diciamo così, e anche nel mio caso, arruffato un po' le piume facendo credere di avere potenzialmente la maggioranza per poter eleggere il Presidente, invece non ce l'avevamo. La maggioranza ce l'aveva, come sempre, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Abbiamo una telefonata, Claudio, mea culpa, una telefonata in attesa da 3 minuti, noi bisogna abbiamo passarla perché non provato mi vergogno io. Pronto? noi abbiamo, se vi ricordate, abbiamo provato con la Casellati, non è andata, e alla fine quello era. Vediamo chi è in linea, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, Giovanni da Roma. Una considerazione per il dottor Borghi. Per quanto riguarda il concetto dell'immigrazione legato anche alla guerra che c'è in Russia, no? Volevo proporgli questo paragone e sentire un suo parere. L'Ucraina non fa parte ancora dell'Europa, però noi forniamo le armi per potersi giustamente difendere da una guerra. Il concetto è: lì sono rimasti gli uomini per difendere giustamente le loro terre, donne e bambini sono stati giustamente accolti nelle altre zone europee. Perché questo non avviene anche in Africa? Perché donne e bambini, giustamente, che devono essere accolti, vengono accolti anche gli uomini, che dovrebbero, per amor di patria, difendere le loro terre? Potremmo fornire anche a loro armi per dittatori da abbattere e per riportare la democrazia. Perché questo concetto? Ma è molto semplice, perché in realtà non scappano da nessuna guerra, caro ascoltatore. La maggior parte di quelli che arrivano in Italia arrivano da paesi come il Bangladesh o similari, dove non c'è assolutamente nessun tipo di guerra. Per cui questa retorica del poverini scappano dalla guerra, sappiamo benissimo che è esclusivamente un espediente per cercare di far sentire in colpa e in realtà far arrivare qua più gente possibile, in modo tale poi oggi ho rivisto comparire, se non mi ricordo male, in un articolo il famigerato Mimmo Lucano, insomma, no? Cioè soggetti che avevano costruito la loro fortuna su questa tratta, insomma, e alla fine
alla fine purtroppo la storia è quella lì, cioè la retorica cioè voi quando vedete uno slogan che tende a mettervi in colpa, no, similari, tipo il debito pubblico è il fardello delle nuove generazioni, i migranti scappano dalla guerra e quindi li dobbiamo aiutare, come si chiama, le unioni civili, come si chiama, la maternità surrogata è stata fatta pensando ai bambini, o similari, capite che di solito c'è sempre dietro una menzogna clamorosa, e viene ammantata da ma non lo so, per esempio ti aumenta le tasse perché è un contributo di solidarietà, no? Quante volte l'abbiamo visto? Cioè, ogni volta che c'è qualcosa che viene diciamo ammantata da una falsa morale, potete stare certi che dietro c'è una fregatura. Mentre raccomanda caldamente la lettura di un libro il nostro amico Stefano da Roma, il libro di Blangiardo Gaiani Valditara, Immigrazione, tutto quello che dovremmo sapere, ne avevamo parlato a suo tempo. Sempre da Roma, Gianni invece scrive: in attesa di elezioni europee 2024, con pronostici che danno per vincente la coalizione di centrodestra, capisco e comprendo la politica attendista di questo governo verso l'Unione Europea, ma se i pronostici fallissero, come in passato è capitato, e dovessero vincere i soliti noti, avete messo in cantiere un piano B che preveda anche soluzioni estreme, scrive Gianni da Roma, come Italexit, o invece accetteremo per altri 5 anni, borbottando ma eseguendo gli ordini delle varie baronesse di turno? C'è un'altra lettura che suggerisce Gianni da Genova molto interessante, anche di questo abbiamo parlato qui alla radio, un libro che è stato ripubblicato da poco, Il viaggio in Italia di Mikhail Bakunin, un anarchico vero, non quello di cui si è parlato in questi mesi, del 1866. Un viaggio in Italia di una straordinaria modernità, che si ricollega peraltro a un altro messaggio di un altro ascoltatore che, a proposito di Roma e del Quirinale, dice: un altro mondo antipadano corrotto fino al midollo. La secessione era la cosa giusta, ma il Nord ha tradito preferendo l'italica cloaca. Ora godiamoceli e paghiamo anche Expo 2030. Mentre ce n'è una simpatica di Giuseppe, Di Pietro, scrive Giuseppe, inteso come il papà dello youtuber, ormai lo conoscono così, quello al volante. Di Pietro, se condannato, avrebbe detto: chi ruba normalmente a Quirinale. Ti lascio la parola, Claudio. Ma allora, e qui adesso sono ancora in arretrato di una spiegazione del perché la Meloni, o se la Meloni sta facendo troppo ecco, la moderata, allora, o che ci siamo, passiamo anche la telefonata, poi lasciamo gli ultimi minuti fino a quello che serve per le risposte, ma no? proprio In tu maniera non più vuoi che io piana. ti Intanto risponda c'è a una questa telefonata cosa, in cioè, attesa, tu passiamo. butti il sasso, tu getti il sasso, ma poi si vede che non vuoi che io ti risponda. No, dopo ti lascio tutto il tempo per le risposte, però così ci diciamo, smaltiamo anche la telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno, sono Marino da Brescia. Buongiorno. Allora, premesso che io sono d'accordo su tutta la linea di quello che ha detto il dottor Borghi e che ha detto anche lei, dottor Cainarchi, in generale stamattina, però c'è una sola cosa purtroppo che non riesce ad andarmi giù, e non mi interessano le ragioni politiche. La Lega alla fine, per quanto si sia impegnata a votare un altro Presidente della Repubblica, ha votato Mattarella. Quindi è colpa anche della Lega purtroppo se abbiamo Mattarella. Mi dispiace dirlo, io continuerò a votare Lega, ma questo rancore lo porterò sempre dentro. Grazie e buona giornata. Allora, per completare, anche Francesco aggiunge via WhatsApp, poi veramente ti lascio la parola per tutti i 10 minuti se servono da qui alle 10:30, 10 abbondanti. Sarebbe bene ricordare che se l'attuale governo solo si azzardasse a rimettere in discussione alla radice i rapporti che legano l'Italia da sempre alla CEE, alla NATO, BCE, Banca Mondiale, potrei continuare nell'elenco, durerebbe poche ore. La politica è l'arte del possibile, ridare un ruolo dignitoso all'Italia dopo 30 anni e passa di servitù richiederà molto tempo, sarà una lunga marcia. Il governo non ha poteri illimitati, è fortemente condizionato da altri poteri, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale, Banca Italia, che ieri ha randellato sulle autonomie regionali, eccetera. Dunque occorre fiducia e pazienza. Per me il lavoro in atto, scrive il nostro ascoltatore Francesco, da parte del governo va nella giusta direzione, va sostenuto.
o preferite un altro governo tecnico di cui già si sussurra? Attenzione a non cadere nella trappola del tutto e subito. Con ciò ti lascio veramente tutti i minuti di cui hai bisogno, Claudio. Allora, per Mattarella l'ho detto prima che era un capitolo doloroso, ma vede, caro ascoltatore, per Mattarella vale esattamente la stessa cosa di Draghi. Cioè stiamo parlando di una posizione che faceva assolutamente logica dal punto di vista tattico, cioè vale a dire in quel momento c'era questa decisione di essere all'interno di una maggioranza che non ci piaceva, per riuscire in ogni caso a non essere del tutto esclusi da qualsiasi tipo di decisione, nel caso magari riuscire a contrastarle meglio, che era una posizione che poteva anche andare bene dal punto di vista tattico, strategico e raffinato, ma che era evidente che non sarebbe stata capita. Nel caso di Mattarella, una volta che si è capito che in qualsiasi cosa fosse successo, quella mattina lì sarebbe stato eletto Mattarella, a un certo punto si è deciso, per evitare appunto di fornire pretesti contro la Lega, che dice va bene, ok, abbiamo perso e pazienza, cioè non gli andiamo contro, dopo aver provato di tutto, perché vi posso assicurare che ogni tentativo era stato fatto. La mia posizione poi ovviamente su questa cosa è rilevante, no? Perché io dal mio punto di vista posso tranquillamente essermi soffermato in ogni situazione di queste a dire ma guardate che la gente non lo capisce, e quindi i vantaggi che ci possono derivare da questa situazione saranno purtroppo travolti dal fatto che il concetto di dire non sono decisivo e quindi posso permettermi, dato che non sono decisivo, di fare qualsiasi cosa aspettando un momento buono, non verrà capito, per cui cosa devo dire? Cioè, non l'avrei votato nemmeno io, però insomma da lì quantomeno però potete stare certi che non è che è stato votato a causa nostra, cioè non è che la Lega ha proprio messo i voti che mancavano a Mattarella, basta guardare i numeri, no? che sono stati realizzati, cioè se anche tutti i leghisti avessero votato qualsiasi altra cosa, Mattarella sarebbe stato eletto e ciao, quindi è partendo da questa consapevolezza che il segretario ha preso questa decisione. Comunque va bene, invece arriviamo alla moderazione. La moderazione di Meloni, no? è similare, ma allora innanzitutto ripeto, una cosa è quello che succede e una cosa è quello che si legge, perché quella fortunatamente io veramente godo, no? Quando adesso vedo da tutte le parti la svolta moderata di Meloni, così di questo tipo, perché almeno non sono più io a dover gestire sta tattica qua di un certo tipo di stampa, no? Cioè quando eravamo noi, diciamo, partito preponderante di centrodestra del governo, c'era la svolta moderata della Lega e così via, e ogni mattina io dovevo rispondere a gente che dice ma come la svolta moderata, perché, ma così di questo tipo, ma cosa stiamo facendo? Ora io non sono nella scelta di Giorgia Meloni, posso solo dire che la svolta moderata, da qualsiasi parte la si veda, è sempre una cazzata, sempre, ma per un motivo semplice, che uno prende il 30% perché non è moderato, no? E poi per andare a prendere il 5% di supposti, perché bisogna vedere se poi lo sono, moderati, fa incazzare il picco 35%. Ora, io non lo so se lo farà, se ha intenzione di fare qualsiasi cosa che assomigli a tutto ciò e similari, perché al momento, ripeto, io di moderato vedo molto poco. Non mi sembra che stiamo cedendo su niente, oggettivamente. E quindi specialmente appunto sulle cose che vi ho detto prima, per cui insomma al momento c'è soltanto quello che dicono sui giornali, ma non mi pare che si stia oggettivamente cedendo su nulla. Fa
fatto salvo la classica, la solita differenza fra diciamo, quello che è facile dire in campagna elettorale quando si sta all'opposizione e quello che invece comporta governare, tenuto presente tutte le limitazioni di cui abbiamo parlato fino adesso, e che ovviamente ti dicono che se tu facessi una legge di un certo tipo, no, o similari, poi arriva Mattarella per rimanere indietro e sei da capo. Cose già viste, per esempio, con tentativi di chiudere in modo sbrigativo la questione balneari, insomma, no? Tanto per dirne una, perché se capite che se tu non riesci a sistemare le spiagge perché Mattarella ti rimanda indietro il decreto o similari, dovresti già capire che magari cose un pochettino più ampie richiedono altrettanta cura, mi verrebbe da dire. Per il resto, invece, se succederà in futuro così questo tipo, se succederà, io non lo so, ma penso proprio di no, perché ci sono tanti esempi di fronte che del fatto che questa cosa non funziona e noi in parte ci siamo andati. Io così, sempre perché è opportuno insomma, non girare la testa di fronte a certi errori che noi abbiamo fatto in passato. Io mi ricordo, lo dico tante volte, insomma è una cosa che non mi pare che sia un segreto, ma quando avevamo quasi il 40% insomma nei sondaggi, arrivava qualcuno ogni tanto nelle riunioni e dice ho questo sondaggio, avete presente i famosi sondaggisti, no? Così. Abbiamo fatto un'indagine così via e è venuto fuori che il 55% degli italiani vuole questo, e quindi noi che vogliamo l'opposto dobbiamo ripensarci, perché sennò altrimenti non cresceremo più, no, da questo livello. E io ovviamente quando sentivo queste cose l'istinto mio da immoderato era prendere un secchio d'acqua, no, tirarglielo in testa, quello che diceva sta roba, e dice: ma svegliati, fenomeno, ma c'hai il 40%, ma ti stai preoccupando di arrivare al 55%, al 55% ci arriverai quando la gente avrà, quelli che non hanno ancora capito hanno capito. Se tu invece vuoi proprio cambiare totalmente impostazione rispetto a quello che hai detto per andare a inseguire un 55% che vota per la stragrande maggioranza, non te, in questo momento farai incassare i tuoi, quindi magari vai a inseguire quel 5% che ti manca, snaturandoti, e quel 5% che ti manca probabilmente non ti voterà, perché come ho detto tutte volte la similitudine del leone che miagola. Se tu sei un leone e miagoli, non ti vuole né quello che vuole il leone, perché dice ma un leone è un po' ridicolo, né quello che vuole il gatto, perché dice sì, miagolerà, però un leone così, che cacchio porta in casa. Quindi bisogna tenere delle posizioni che sono nette. Gli esempi ci sono, Giorgia Meloni penso che sia sufficientemente intelligente da averlo capito, altri errori sono stati fatti in passato, conto che non si ripeteranno, e in questo caso teniamo presente che la questione delle europee è piuttosto importante. Oggi c'è un articolo, tanto per dirne una, c'è un articolo, c'è un elenco di tweet da parte di corrispondente storico, corrispondente della Stampa a Bruxelles, Bresolin, che è uno che probabilmente quando sente l'inno europeo, così questo tipo gli scende la lacrimuccia da quanto iper-europeista è, che si sta affrettando a spiegare che tanto non cambia niente, alle elezioni europee in ogni caso non si potrà fare altro che rifare la maggioranza Ursula in una maniera o nell'altra, così questo tipo, perché no, invece cambia, perché magari può capitare che gli elettori non votano i partiti della maggioranza Ursula, e penso che ci sia un discreto andazzo in questo senso. Nel caso qualcuno così si fosse assopito, ricordo, perché può anche essere che uno non guardi cosa sta succedendo dalle altre parti, ricordo per esempio che in Polonia il partito di governo, che sarebbe il famoso PiS, no? Quello che tutti dicono che sono xenofobi, odiatori dello Stato di diritto, vergognosi, anti-europei e così questo tipo, e di estrema destra, e così via. In questo momento il partito che
in crescita più forte in Polonia e Confederacia, che gli ultimi sondaggi danno al 16%, che è a destra del PIL. Quindi questi estremisti, no, sono ancora tranquilli agli occhi dei polacchi, e credo che la stessa cosa sta succedendo in tanti paesi, specialmente senza il vincolo del voto utile, della coalizione o cose di questo tipo, come succede nelle elezioni europee. Si può tranquillamente dare un segno. Io sono convinto che in tanti paesi questo succederà. In Francia, senza il terrore di dire oddio cosa c'è, il fascista e similari, perché tanto stiamo parlando di elezioni europee, di gente che dirà guardate che io non sono esattamente a favore di questa Unione Europea così come stanno girando, che voterà Le Pen a Zemmour o Mélenchon addirittura, no? Cioè vale a dire di estrema sinistra, ma che non voterà niente che assomigli a macronisti, Partito Socialista francese, cose di questo tipo. Io sono convinto che lo vedremo. Allora, e come. Claudio, sono le 10.30, però dobbiamo premiare un ascoltatore che è rimasto in attesa fino adesso. Gli chiedo di essere velocissimo, abbiamo 18 secondi di audiomessaggio. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, prego. Sì, buongiorno, Dario dal Veneto. Prima il dottor Borghi ci ha spiegato come funziona a Roma tra parentele, amicizie, consorterie varie. Ieri Giulio ci ha spiegato come funziona in Europa con le molteplici lobby che ci sono. La settimana scorsa, parlando della vita di Berlusconi, ci ha detto come la politica estera, lui diceva io sono contrario all'invio di armi a Zelensky, però poi quando sono state riviste alcune nomine, allora la polemica è rientrata. Allora, sulla base di tutte queste cose qua, una risposta proprio spassionata: quanto può valere il voto che noi poi andiamo a dare ai partiti sia in Europa che anche qui da noi, se poi le cose funzionano così? Allora, grazie, velocissimo anche l'audiomessaggio, lo sentiamo al volo, poi abbiamo veramente 0 secondi per concludere. Pronto alla regia? Buongiorno, sono Pietro. Ma Salvini l'ha detto più volte, se non avessero votato Mattarella ci trovavamo Casini, l'ha detto più volte mi sa, e non so scegliere tra i due. Sapete che quelli lì che parlano piano così a me non piacciono tanto. Ciao. Allora, a proposito di consorterie, qui chiudiamo veramente la quarta di copertina del libro di Bakunin, Il viaggio in Italia, di cui parlavamo prima, lo trovate in una recentissima edizione. Lo Stato italiano è disastroso, disastrato, siamo 1866, 5 anni dopo l'unità, e Bakunin se ne viaggia per la penisola. Si mantiene a stento solo schiacciando il paese sotto il peso delle imposte, e quel tanto di ricchezza che rimane a quest'ultimo serve a foraggiare quella vasta congrega di persone integerrime, tra virgolette, dedite a depredare con sistematicità la povera Italia. Ed è questa casta che incarna il processo di unificazione e il galoppante centralismo statale, dato che questo centralismo significa grandi affari, grandi speculazioni, furti colossali. Mikhail Bakunin, Viaggio in Italia, 1866. Che diciamo per concludere? Concludiamo così, Claudio? Siamo già alle 10.33, Pellegrini mi ammazza. Stiamo parlando con tutta la simpatia, stiamo parlando di Bakunin, non di Bresolini. È abbastanza differente. Claudio, dobbiamo salutarci, io ti ringrazio e ringrazio tutti, anche Pierluigi che ci segue con Oltre la Pagina, tra poco. Grazie davvero. Altra puntata eccellente di Scuola di Magia, a beneficio di tutti noi, forse. Non ho più certezze. Grazie a Federico Borsari in regia. Avete ascoltato Scuola di Magia.